Colpo di scena a Tor Viscosa, il conteggio delle schede segnala che i due candidati sindaci coetanei hanno ottenuto lo stesso numero di voti, passa a Turco, più giovane di 3 mesi, e Monticolo valuta il ricorso. Si è spento Franco Dri, pensionato ottantenne di Fiume Veneto, che nel 2015 sparò al figlio tossicodipendente uccidendolo. Fu condannato a 6 anni di carcere, 2 anni fa Mattarella gli concesse la grazia. Il Tribunale di Udine ha riconosciuto colpevoli in primo grado 3 imputati per il crack Fingestim, con condanne per oltre 12 anni complessivi, tra loro anche Mario Raggi, attuale presidente di NET. Per Coto distilla un altro Nobel con il conferimento del prestigioso riconoscimento al fisico italiano Giorgio Parisi, il premio nonino anticipato per ben 6 volte le scelte dei Nobel. Alessandro De Marchi ha vinto lo sprint, la 100ª Tre Valli Varesine, dopo l'oro europeo in staffetta per il rosso di Buia e il ritorno alla vittoria nella corsa individuale dal 2018. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale, che ovviamente questa sera parte dall'esito delle elezioni amministrative che domenica e ieri hanno interessato 38 comuni della nostra regione, 2 dei quali, Trieste e San Vito al Tagliamento, andranno al ballottaggio tra 2 settimane, il 17 e 18 ottobre prossimi. E iniziamo da quello che è stato un vero e proprio colpo di scena accaduto a Tor Viscosa. Nel tardo pomeriggio di ieri era stato ufficializzato il nome di Enrico Monticolo come nuovo sindaco. Poi il riconteggio delle schede ha fatto emergere che i candidati Monticolo e Turco hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Passa il più giovane secondo la legge regionale, quindi Turco, che è più giovane di soli 3 mesi, e Monticolo valuta il ricorso. Cardiopalma a Tor Viscosa, dove a parità di voti Marco Turco, assessore ai lavori pubblici uscente, ha battuto Enrico Monticolo. Entrambi sono del 1967. In base alla legge elettorale, in caso di parità, vince il più giovane, come nel caso di Turco, che è nato 3 mesi dopo Monticolo. Alla chiusura dei seggi, Monticolo, sostenuto da 2 liste, Insieme per Tor Viscosa e Tor Viscosa rinasce insieme, pensava ad aver vinto la competizione con uno scarto di 4 punti rispetto a Turco, che era sostenuto dalle liste Progetto Comune e Tor Viscosa c'è. Ma all'improvviso la sorpresa, come ci racconta lo stesso Turco. Mentre nel seggio numero 2 e nel numero 3 le cose sono andate lisce, nel seggio numero 1 i conti non tornavano, le schede, il numero delle schede, i conteggi non battevano, al che il presidente di seggio ha ritenuto di contare più volte e rifare il conteggio delle preferenze, e alla fine, a note fonde, ha fatto il verbale dove la conclusione era che io e Monticolo avevamo i medesimi voti, quindi 545 voti a testa. E ora Monticolo sta valutando se ci sono i presupposti per presentare ricorso nelle sedi opportune, mentre Turco intende studiare la situazione che si è creata a Tor Viscosa. Nel seggio numero 1 e nel seggio numero 2 noi siamo risultati vincenti, quindi avevamo più voti rispetto ai nostri avversari. 1 e 2 sono i voti del centro, mentre il seggio numero 3 sono le periferie. Ecco, lì noi abbiamo effettivamente perso 98 voti. Ma la sorpresa del risultato dell'ulteriore conteggio delle preferenze ha scaldato gli animi. C'era qualcuno che urlava in maniera abbastanza volgare, parole insomma denigratorie nei nostri confronti, ma comunque evidentemente sì, qualche brindisi di troppo ha provocato anche questo. Vittoria al primo turno per i sindaci di Pordenone e Cordenons, che sono stati riconfermati con una larga maggioranza da parte degli elettori, e ora cominceranno le trattative per la composizione delle giunte. Riconfermati al primo turno e in maniera netta. I sindaci di Pordenone e Cordenons, entrambi del centrodestra, Alessandro Ciriani e Andrea Delle Vedove, governeranno i rispettivi municipi per altri 5 anni. A Pordenone Ciriani ha ottenuto il 65% delle preferenze. Con la sua lista Pordenone Cambia prima al 27%, seguita da Fratelli d'Italia al 13% e UDC, Forza Italia, Pordenone Civica al 12,8%. In netto calo la Lega, ferma all'8,5% con i 2 assessori uscenti, Eligio Grizio e Stefania Boltin, rimasti fuori dal Consiglio. Così come i candidati sindaco Anna Ciriani e Vito Cloud, fermi al 3 e all'1,5%.
La tendenza è assolutamente positiva e gratifica me, gratifica l'amministrazione, gratifica la maggioranza che questi 5 anni ha guidato la città in un momento molto difficile. Questo ovviamente chiude un capitolo di polemiche, di incomprensioni, talvolta anche di strumentalizzazione, e consentirà per i prossimi 5 anni di proseguire la strada tracciata con il programma amministrativo. Fermo poco sotto il 30% il candidato di centrosinistra e 5 Stelle Gianni Zanolin. Ci siamo trovati a combattere una battaglia dove un sindaco uscente aveva oggettivamente nel carniere delle cose fatte, noi stessi non lo abbiamo negato, soprattutto abbiamo puntato a fare delle proposte, questo ci interessava fare. Ora la speranza è che, pur nella vittoria, Alessandro Ciriani tenga conto del fatto che deve essere sindaco di tutta la città. A Cordenons, secondo mandato per Andrea Delle Vedove. È un bel premio per il grande lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici, abbiamo anche affrontato critiche strumentali da parte delle opposizioni, abbiamo lottato, siamo difesi, la gente vediamo che è con noi, questo ci fa piacere. Per Paolo Peressoni, il suo principale rivale, è sfumato il sogno ballottaggio. Io avevo messo nel conto tutti gli scenari possibili, visto che per noi era un laboratorio questo largamente innovativo. Sarà invece ballottaggio tra 2 settimane a San Vito al Tagliamento. Serviranno altri 15 giorni per dare un nome al nuovo sindaco di San Vito al Tagliamento. Dopo il primo turno andranno al ballottaggio Alberto Bernava con il 35%, sostenuto da Cittadini Alternativa Comune e Vivere San Vito, e Valerio Delle Fratte col 34%, appoggiato da Amo San Vito, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Fuori invece Susi Centis con il 30%, espressione del PD e del centro-sinistra, ma pesa anche il fatto che l'ex sindaco Antonio Di Bisceglie non sia riuscito a entrare in consiglio. Bernava è pronto alla sfida, anche se non farà accordi con il centro-sinistra. Un primo posto che chiaramente premia il lavoro che abbiamo fatto in questi lunghi mesi e dei dati molto positivi che riguardano soprattutto il riscontro al sindaco, che ha fatto la differenza, riscontro diretto al voto al sindaco, e poi chiaramente un grande risultato delle nostre liste con i nostri candidati che hanno raccolto personalmente tante preferenze. E poi permettetemi un orgoglio personale, sono capogruppo uscente del nuovo primo partito, la prima lista a San Vito Tagliamento, i Cittadini per San Vito. Per Delle Fratte sono decisive le prossime 2 settimane. Un progetto nel quale abbiamo sempre creduto e gli elettori ci hanno premiato per questo. Gli elettori hanno deciso di mandare noi al ballottaggio insieme a una compagine che c'è avversaria in questa esperienza, sulla quale dovremo marcare bene le differenze, perché differenze ce ne sono e sono molto evidenti. Noi ci siamo sempre caratterizzati per un discorso molto semplice: noi non abbandoneremo nessuno, non lasceremo indietro nessuno, anzi andremo a recuperare tutto quello che in questi anni è stato abbandonato. E anche a Trieste bisognerà aspettare altri 15 giorni per sapere chi sarà il sindaco. Si sfideranno al ballottaggio Roberto Di Piazza e Francesco Russo. Il clima ieri sera era ancora di tregua dopo un mese di campagna elettorale nel corso della quale sono volati gli stracci. Roberto Di Piazza del centrodestra non ha superato il 50% più uno dei voti, ma alla fine si ferma di pochissimo sotto il 47%. I cittadini di Trieste sono molto colti, molto intelligenti, hanno capito chi ha voglia di fare il nostro programma. È un candidato del centrodestra unico, loro dovranno appena mettersi attorno a un tavolo e discutere su 6-7 programmi. Francesco Russo, centrosinistra, di voti ne deve recuperare 12.500. Che da mesi ci dicevano che Roberto Di Piazza avrebbe vinto il primo turno, e invece al primo turno abbiamo ribaltato il risultato e adesso siamo pronti per quel sorpasso che nel secondo turno è possibile, anche perché nei seggi di cui abbiamo notizia le liste che mi appoggiano, più i giovani di Adesso Trieste, più il Movimento 5 Stelle, con gli ambientalisti, sono sopra il centrodestra, e quindi la prospettiva di dare un cambiamento a Trieste è assolutamente realistica. Ago della bilancia, comunque con un ruolo fondamentale, Adesso Trieste, che ha toccato l'8,62%. Il nostro impegno innanzitutto sarà quello di costruire, come abbiamo provato a fare anche durante questa campagna elettorale, degli strumenti di partecipazione a disposizione delle persone per tornare anche a
come dire, credere, no? Nella politica, nell'utilità di fare politica per cambiare, per migliorare le nostre condizioni. Male il Movimento 5 Stelle al 3,4%. Ci aspettavamo sicuramente un calo importante, chiaramente non di questo livello. Sorride invece il Movimento Novax delle 3V, che con Ugo Rossi farà il suo ingresso in Consiglio Comunale con il 4,46%. Sicuramente è un dato positivo per un partito comunque nuovo, siamo nati da poco e ci siamo presentati a queste elezioni e comunque abbiamo avuto tutto contro. E a Grado vince il centrodestra, sconfitto invece il sindaco uscente. Claudio Kovacs è il nuovo sindaco di Grado, è stato eletto con 2.267 voti contro i 1.566 del sindaco uscente Dario Raugna, che era sostenuto da Libero, PD, Open Grado, e 318 del candidato Maurizio Del Bello, sostenuto dalla lista Amo Grado. Una vittoria personale per Kovacs, che oltre a essere riuscito a mantenere unito il centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Progetto FVG e UDC, ha messo insieme una propria lista che è stata la più votata di quelle scese in campo a sostenere i 3 candidati all'Isola del Sole. Francamente sono rimasto molto sorpreso del consenso che i gradesi mi hanno voluto concedere e di questo veramente sono molto grato. E mi fa molto piacere il risultato, anche perché la mia lista così venne anche criticata per essere una lista debole. Allora ho preso veramente tantissimi voti, ecco, il divario tra me e chi viene dopo è molto ampio. Tutte le forze politiche che mi sostengono dovrebbero e dovranno incominciare da domani mattina, quando mi insedierò, a lavorare affinché noi si riesca a realizzare l'obiettivo principale per il quale ci siamo uniti, il punto di snodo del nostro programma, la realizzazione del polo termale, perché soltanto la realizzazione del polo termale può portare alla destagionalizzazione del turismo. A San Giorgio di Nogaro, Piero del Frate, già primo cittadino per 3 mandati, torna alla guida del comune. Un'ulteriore dimostrazione che se si va divisi si perde, ed così è avvenuto nel 2018 per noi, per quell'area del centro-sinistra. Io credo che i cittadini in un certo senso abbiano premiato questo indirizzo, ma non solo, anche i nostri programmi, le idee, i ricordi del passato, perché 15 anni di amministrazione abbiamo realizzato moltissime opere. Ecco, io so che l'impegno è piuttosto gravoso, bisognerà che la squadra si impegni fin da subito e io mi auguro di essere, come dire, di corrispondere alle aspettative dei cittadini. Con il 65,8% delle preferenze, Lanfranco 7 è stato eletto sindaco di Latisana. Noi abbiamo rappresentato in questo mese di campagna elettorale una volontà che è quella di metterci al servizio, lo dico, lo confermo in questo momento. Noi puntiamo a servire al meglio delle nostre possibilità i cittadini latisanesi, la politica in una città importante, perché Latisana in provincia di Udine è la 4ª città, dopo Udine, Codro e Potavagnaco c'è Latisana. Latisana è da sempre definito un laboratorio politico, perché qui a Latisana c'è una grande partecipazione e c'è uno sforzo comune di ricerca continua di quelle che sono le migliori soluzioni per rappresentare una comunità. Noi a viso aperto ci siamo sempre confrontati, le forze politiche hanno sempre dichiarato appartenenze, progetti, strategie. Nella chiarezza c'è anche il distinguo, c'è anche l'affermazione di alcuni principi e l'elaborazione di alcuni progetti. Noi sono circa 4 anni che lavoriamo su questa alternativa che abbiamo proposto ai cittadini.
A Palmanova vince la continuità dell'amministrazione uscente, è stato infatti eletto sindaco con il 62% delle preferenze Giuseppe Tellini, assessore alla sanità appunto nella giunta uscente. Ha battuto lo sfidante Antonio Di Piazza. Prima di tutto devo ringraziare tutta quella gente che c'è qui, che è venuta a darmi calore e questo mi rincuora molto. Devo ringraziare tutti i cittadini che hanno avuto fiducia in me e che spero di ricambiare con un buon lavoro da sindaco. Poi ringrazio tutti i candidati delle mie liste che si sono profusi in impegno continuamente per parecchi giorni e hanno portato a casa un risultato molto importante. Sicuramente continueremo a valorizzare la città dal punto di vista turistico. Per quanto riguarda il problema ospedale, devo dire che i cittadini di Palmanova devono ricordare due video, uno in cui appariva Salvini e Federica con la maglia verde con su scritto La Tisana a favore della non chiusura del punto lanci La Tisana, e soprattutto il video di Federica che snocciolava come una giaculatoria i servizi che sarebbero stati affidati a Palmanova, di cui adesso non vediamo assolutamente niente. E l'andamento delle amministrazioni, delle elezioni amministrative, che lo dicevamo hanno coinvolto 38 comuni della nostra regione, sono stati commentati oggi anche dal presidente della regione Federica, che sul proprio canale Telegram ha scritto: i cittadini hanno confermato a larga maggioranza la loro fiducia al buon governo della coalizione di centrodestra. Una grande soddisfazione sono state le riconferme dei sindaci uscenti e i tanti comuni che hanno scelto il cambiamento, ha aggiunto Federica, augurando buon lavoro a tutti gli eletti, anche a quelli dello schieramento opposto. E sentiamo anche quello che è il commento del voto da parte del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, esamina il voto delle ultime amministrative anche in vista delle regionali 2023 e delle elezioni comunali che si terranno nel capoluogo friulano nello stesso anno. Le elezioni andate bene in questa regione, forse in controtendenza rispetto al resto d'Italia, perché Pordenone ha stravinto, a Trieste si va al ballottaggio, ma poi ci sono comuni importanti che sono passati dal centro-sinistra al centro-destra. La Tisana, Grado, Muggia, per dire 3 grandi comuni di questa regione. Quindi il risultato è che le forze di centrodestra possono dirsi soddisfatte di come sono andate le cose. Abbiamo visto anche la scomparsa di un movimento che sono i 5 Stelle, soprattutto a Trieste, dove c'è un ministro della Repubblica che è esponente di 5 Stelle e un movimento che ha preso poco più del 3% in una città di 200.000 abitanti. Questi sono gli elementi, secondo me, forti di questa tornata elettorale che riguardava le amministrative. Le persone sono andate a votare ancora di meno. Sì, purtroppo questo è un dato che tocca quasi sempre le amministrative. Se non vengono agganciate a elezioni regionali o elezioni politiche è difficile vedere una partecipazione alta di votanti. La gente non capisce l'importanza di votare i propri rappresentanti a livello locale, dal sindaco ai consiglieri, che sono fondamentali poi per la gestione delle cose che ci toccano più da vicino, ma è così. C'è anche Mario Raggi, attuale presidente di NET, tra i 3 imputati che il Tribunale di Udine ha riconosciuto colpevoli in primo grado per il crack Fingestim. Crack Fingestim, uno dei soci, Mario Raggi, attuale presidente della NET, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Assieme a lui sono stati condannati altri 2 soci, il 57enne Loris Marzona a 4 anni e 6 mesi e il 68enne Franco Pirelli Marti a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Assolto da tutte le accuse l'ex direttore generale della Banca Popolare di Cividale, Luciano Di Bernardo. Sono queste in sintesi le decisioni del Tribunale Collegiale di Udine che si è espresso oggi in merito al fallimento della società. In particolare i 3 sono stati riconosciuti colpevoli dopo la scissione della Fingestim in Fingestim SPA e Fingestim Finanziaria con i medesimi soci dell'acquisto da parte di Fingestim Finanziaria delle quote dell'SPA, ovvero da se stessi, senza seguire le normative per un prezzo di 1,6 milioni di euro, il doppio del valore nominale. Pirelli Marti è stato riconosciuto colpevole di un'altra accusa e Marzona di altre 2. Raggi è stato assolto da 3 capi di imputazione, Marzona da 4 e Pirelli Marti da 3.
Ricorreremo in appello, ha commentato il difensore di Raggi e di Di Bernardo, l'avvocato Luca Ponti, poiché non è stato valutato il fatto che i proventi della vendita furono reinvestiti in Fingestim finanziaria con un aumento di capitale, senza dunque togliere risorse alla società. Sono soddisfatto poi della soluzione completa per Di Bernardo. Dopo 11 anni, ha scritto Raggi in un comunicato, finalmente siamo andati a sentenza. Sono contento di essere stato assolto su 3 dei 4 capi di imputazione. È stato un processo lungo e complicato. Per quanto riguarda la mia carica in net, conclude il comunicato, mi recherò oggi stesso dall'azionista di maggioranza rimettendomi alle sue decisioni, pur essendo convinto di essere del tutto innocente anche rispetto all'ultimo reato e di poterlo provare in appello. Secondo le mappe di Google sono colpevoli, ma l'avvocato difensore non ci sta e ricorre in appello contro la sentenza del Tribunale di Udine che ha condannato per furto 3 suoi assistiti. Google li inchioderebbe, ma il difensore non ci sta. L'avvocato Massimo Cescuti ha già annunciato ricorso in appello contro la sentenza con la quale un uomo di 37 anni e 2 donne di 33 e di 42 anni, tutti residenti a Codroipo, sono stati condannati con il rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno per furto. I 3 sono stati riconosciuti colpevoli dal giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine di aver rubato diversi generi alimentari nel settembre 2019 in un supermercato di Lignano e di aver sfilato 2 settimane dopo 500 euro dalla tasca di un 82enne di Latisana appena prelevati dallo sportello bancomat di un supermercato di Viale Venezia a Udine. Per il secondo furto, una delle 2 donne avrebbe finto un malore e la complice avrebbe sfilato di tasca il denaro alla vittima mentre questa aiutava la finta malata. I 3 furono riconosciuti dall'anziana in alcune fotografie. I miei assistiti, ha spiegato il difensore, riferendosi al secondo reato, erano dentro il Cittafiera alle 11:36 e non potevano essere nell'altro supermercato alle 11:48. In base alla ricostruzione dei movimenti fatta dalle forze dell'ordine, basandosi su Google, continua, i 3 avrebbero potuto coprire la distanza in 8-9 minuti, ma in realtà ci vuole più tempo. La ricostruzione non può essere corretta. È morto a 80 anni Franco Dri, pensionato di Fiume Veneto che nel 2015 uccise il figlio tossicodipendente al termine di una lite, fu condannato a 6 anni. 2 anni fa il Capo dello Stato gli concesse la grazia. Se n'è andato portandosi nella tomba un grandissimo dolore con il quale aveva convissuto negli ultimi 6 anni. Franco Dri, il pensionato ottantenne che nel 2015 al culmine dell'ennesima lite sparò al figlio di 47 anni, tossicodipendente, uccidendolo. L'uomo era stato originariamente condannato a oltre 6 anni di reclusione, una parte dei quali erano stati già scontati per la sua età avanzata, in regime di detenzione domiciliare. La sua vicenda era stata poi affrontata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che 2 anni fa gli aveva concesso la grazia, anche in seguito a una raccolta firme del paese e alla battaglia portata avanti dalla moglie Lida Anna Morello, che con lui ha condiviso la tragica perdita del figlio ma che lo ha sempre difeso e sostenuto, raccontando l'inferno che si viveva in casa, così come l'altro figlio Stefano. Dopo l'atto di clemenza del Capo dello Stato, Dri era tornato in libertà il 15 febbraio del 2019, trascorrendo il tempo con la moglie e gli amici del paese. Se n'è andato a 80 anni, spossato anche dal periodo in carcere e dal gesto commesso. Vicinanza a moglie e figlio arrivano da molte persone di Fiume Veneto che hanno appreso la notizia. È morto a soli 15 anni Mattia Modenesi, giovane promessa della breakdance italiana, era arrivato secondo anche Italia's Got Talent. Trieste piange la scomparsa di Scatto. Un terribile tumore al cervello si è portato via Mattia Modenesi, giovanissimo b-boy giuliano, uno dei più promettenti elementi della breakdance italiana. Aveva 15 anni, da diversi mesi lottava contro la bestia che aveva in testa, scoperta dopo una strana emicrania. Le condizioni fisiche si sono aggravate improvvisamente sabato scorso. Ieri infine ha chiuso gli occhi per sempre al Burlo Garofalo di Trieste. Mattia ha affrontato chemio e ben 4 interventi chirurgici con tanto coraggio, senza lamentarsi, affidandosi completamente alle cure dei medici e alla scienza, ci racconta la madre, Luana Scatto, commossa per l'amore che la famiglia ha ricevuto dall'inizio di questo doloroso percorso. Proprio perché Mattia era convinto di farcela, non ha lasciato un messaggio o un pensiero particolare. Lui era così positivo e sorridente di natura. L'amore per la breakdance Mattia l'aveva conosciuto fin da piccolissimo. A 9 anni, nel 2015, era arrivata alla conquista del secondo posto a Italia's Got Talent, partecipando in squadra con altri 3 compagni. Nel 2019 la vittoria del titolo nazionale di categoria. Con grande dedizione e umiltà Mattia si era messo a disposizione dei suoi maestri e della disciplina, dimostrando attitudine e perseveranza, qualità che sono emerse in questi ultimi mesi e che hanno reso meno complicato l'accompagnamento di mamma Luana, di papà Andrea e del
del fratello Tiziano di 20 anni. Un percorso in cui la famiglia Montenesi è stata affiancata dall'associazione Agamen, realtà che aiuta i bambini e i ragazzi oncologici del Burlo, e dal personale del Burgolo Garofalo, del Gro di Aviano e degli ospedali di Udine e di Trieste. Si è spento questa mattina a 101 anni Renato Peressan, l'alpino di San Giovanni a Tisone, prima reduce della campagna di Russia e poi partigiano, mancato a pochi giorni dal suo ultimo compleanno del 12 settembre scorso. La notizia è stata data dal presidente dell'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, Giuliana Danilo Grattoni. Peressan si è spento nella casa per anziani di Cividale del Friuli. Un uomo di 82 anni rimasto ferito gravemente dopo essere caduto in piscina questo pomeriggio in uno stabilimento termale di Grado ha riportato un severo trauma toracico. Un uomo di 79 anni di Trieste è deceduto con Covid e sono 46 in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività su oltre 13.200 tra tamponi molecolari e test rapidi eseguiti. 9 pazienti in terapia intensiva, 37 quelli in altri reparti, 853 le persone in isolamento nella nostra regione. Il meteo è stata prolungata fino a domani a mezzanotte, l'allerta diramata dalla Protezione Civile. Se la giornata di ieri aveva visto dei nubifragi sull'Udinese, quindi tra Udine e Pradamano, con accumuli molto ingenti, addirittura eccezionali, la giornata di oggi ha visto invece le prealpi protagoniste di questo peggioramento del tempo. Domani vedremo l'ultima sua fase. Cosa accadrà? Proprio nella giornata di domani giungerà il ramo freddo del peggioramento del tempo, dunque la saccatura atlantica con una diminuzione delle temperature, i venti che ruoteranno, quindi non saranno più meridionali, ma tenderanno ad arrivare dai quadranti nord-orientali, quindi la Bora, temperature in diminuzione, ancora piogge temporali, in particolar modo tra la mattina e la prima parte del pomeriggio, in qualche caso tra la pianura e la costa potranno anche essere di forte intensità e non escludo anche qualche locale grandinata. Da segnalare anche l'arrivo della prima neve in montagna con la diminuzione delle temperature, neve che arriverà fino a località come il Lussari intorno ai 1700-1800 metri e localmente potrà anche scendere un pochettino più in basso. Gli aumenti dei costi dell'energia mettono in difficoltà le piccole e medie imprese, in particolare le aziende del comparto materiali da costruzione. Questo è l'allarme lanciato da Confindustria Udine per voce del presidente del gruppo, Alessandro Luci. Una crisi che si somma ad un'altra crisi la cui unione mette a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese. Il rincaro dei costi di gas e luce pesa sulle aziende che potrebbero a loro volta farlo pesare sui consumatori. Stiamo monitorando con preoccupazione l'escalation dei prezzi delle principali commodity, ha detto Alessandro Luci, presidente del gruppo materiale da costruzione di Confindustria Udine. I costi energetici hanno una rilevanza particolarmente forte per motivi intuibili. Energia elettrica e gas metano sono indispensabili per le produzioni manifatturiere e colpiscono tutte le aziende, con effetti a cascata sulle relazioni commerciali all'interno delle filiere e sul prezzo finale dei beni. Naturalmente, prosegue Luci, le imprese più colpite sono proprio quelle energivore, come quelle di materiale da costruzione, che ci stanno segnalando enormi difficoltà. Difficoltà che si aggiunge a quella dei costi e della reperibilità delle materie prime. Considerate che per le aziende energivore, come quelle che producono laterizi, spiega Luci, il costo del gas e dell'energia rappresenta circa il 40% dei costi complessivi e questi da gennaio a ottobre si sono quadruplicati. Un peso che rischia di ricadere poi sui consumatori con anche rincari dei prezzi stessi. Se le dinamiche non cambiano, e l'appello finale del presidente del gruppo materiale da costruzione di Confindustria Udine, tra circa un mese le aziende saranno costrette a rivedere i listini con un aumento di oltre il 20%, sommato a già un 30% calcolato durante il resto dell'anno, con ripercussioni pesantissime sul mercato, con il rischio di fermo produttivo e anche la chiusura delle aziende. Il fisico italiano Giorgio Parisi è premio Nobel, è la sesta volta che il prestigioso riconoscimento viene anticipato dal premio Nonino. Percoto distilla un altro Nobel. Con il conferimento del prestigioso riconoscimento al fisico italiano Giorgio Parisi, il premio Nonino è riuscito ad anticipare per ben 6 volte le scelte dei Nobel.
Stamattina è stato conferito a Giorgio Parisi, 73 anni, il premio Nobel per la fisica per i suoi studi sui sistemi complessi. Nel 2005 ricevette in Friuli il premio Nonino a un maestro del nostro tempo. Da allora è più volte tornato come ospite alle distillerie di Percoto. Proprio qui nel 2013 sedette allo stesso tavolo con Fabiola Gianotti, direttrice del CERN di Ginevra, premiata quell'anno dalla giuria del premio Nonino. Si racconta che l'incontro sfociò in un dibattito sulle scoperte scientifiche, in particolare sul bosone di Higgs, questione che all'epoca teneva banco. Il fisico italiano è stato premiato per la scoperta dell'interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici, dal livello atomico alla scala planetaria. Il suo, scrisse nella motivazione del riconoscimento, la giuria del premio Nonino nel 2005, è un ricercare il prossimo filo d'Arianna del labirinto del nostro esistere, che potrà portare a grandi scoperte in tutti i campi dello scibile. A fine gennaio, nel video realizzato dalla famiglia Nonino per brindare da remoto alla 45esima edizione del premio, fu proposto anche il saluto di Mo Yen, scrittore cinese che nel 2005 ricevette il premio internazionale Nonino, lo stesso anno in cui a Percoto ottenne il riconoscimento anche Parisi, e che poi nel 2012 si vide assegnare il Nobel per la letteratura. Auguro al premio un rinnovato prestigio, disse Mo Yen, e agli amici che lo hanno ottenuto di ricevere il prima possibile il Nobel. Detto fatto, a distanza di 8 mesi il Nobel è arrivato proprio per Parisi. E diventano così 6 i premi Nonino che hanno anticipato i Nobel, oltre a quelli di Mo Yen e Parisi, quello per la pace nel 92 a Rigoberta Menchú, per la letteratura nel 1993 a Naipaul, sempre per la letteratura nel 2011 a Thomas Transtromer e per la fisica nel 2013 a Peter Higgs. Lo sport torna alla vittoria in una gara individuale. Alessandro De Marchi, che ha vinto la 100ª edizione della Tre Valli Varesine. Ne parliamo tra poco a Sport FVG. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.